Noi abbiamo chiesto all'assessorato una mediazione possibile su una proposta che prevedeva che i lavoratori potessero continuare a produrre con il sistema del working buyout. C'è un ingresso, vuol dire che i lavoratori sono nelle condizioni di dare dei soldi all'azienda per lavorare. Avevamo trovato già i finanziamenti, la Lega delle Cooperative, le cooperative tutte in Italia ci avevano appoggiato, è un progetto serio. L'azienda non ci ha messo a disposizione un tecnico per fare una valutazione sia degli impianti sia dei mezzi che ci doveva mettere a disposizione. La chiusura è stata totale perché non ha un interesse a proseguire questa attività, non vuole che i giornalisti continuino a lavorare e così mette la parola fine sulla televisione che ha cominciato a fare telegiornali nel 1979 vicino al giornale La Sicilia, era questo il suo core business e adesso viene dismesso per continuare a fare produzione di serie B, che è un'offesa per tutti quelli che credono che questo mestiere sia ancora una cosa seria nell'interesse della collettività e della democrazia. L'azienda ha detto che non intende più proseguire nel TG, in realtà ha scritto che è disponibile ad acquistarlo altrove per 120.000 euro, ma sarebbe un telegiornale di serie Z fatto da gente che forse non è nemmeno giornalista. Su questa cosa saremo molto severi, abbiamo già chiesto all'assessore di intervenire con il servizio ispettivo e i sindacati su questo vigileranno, chiederemo di fare luce su chi lavora in nero e al di sotto dei contratti.